Appassionati di calcio, benvenuti da Davide Sardo e Simone Pietracostanza allo stadio comunale di Favara. Torneo di promozione, la 29esima giornata. Sono già in campo Pro Favara e Campofranco. Le formazioni in campo, gli ospiti in maglia giallorossa sono in campo con Scozzaro, Favata, Nicastro, Di Leo, Calà, Nicolas Monreale, Giovanni Monreale, Lonigro, Zambito, Satta e Nobile. La Pro Favara alla destra dei vostri teleschermi si presenta con Schembri in porta, poi Palumbo, Martorana Piazza, Cambiano, Cusumano, Salvatore Vaccaro, Ceresi, Valenti, Fanara e Andante. Sugli spalti il pubblico delle grandi occasioni, circa 500 i sostenitori del Campofranco capolista alla sinistra dei nostri teleschermi. Eccoli lì i giocatori del Campofranco, cercare di trovare la carica giusta per provare a vincere questa partita fondamentale per la promozione in eccellenza. Fischia Maugeri, parte il numero 10 e un tiro sul primo palo, attenzione, il portiere Scozzaro c'è, prova a reagire il Campofranco, attenzione a Nicolas Monreale, il cross sul secondo palo, va a vuoto il portiere Schembri. Punizione per il Campofranco al 15°, parte Monreale sul fondo. Minuto 17 del primo tempo, 0-0 tra Pro Favara e Campofranco. Parte Giovanni Monreale sul secondo palo, palla sul fondo, brivido in casa Pro Favara. Palumbo è pronto al cross, eccolo sul primo palo, Scozzaro. Punizione per il Campofranco, parte Nobile, è un cross sul secondo palo dove c'è Nicastro liberissimo ma sbaglia completamente l'impatto con il pallone. E allora sarà rimessa dal fondo per la Pro Favara. Si è fatto male Maugeri, che sta anche lacrimando, e allora partita che sarà sospesa. Applausi per l'arbitro che si è strappato alla coscia sinistra e non ce la fa a riprendere la partita. Sta parlando con i sanitari e anche il commissario di campo. L'arbitro Maugeri, gara sospesa allo stadio comunale di Favara. Non c'è al momento il triplice fischio finale, staremo a vedere cosa accadrà. L'arbitro va nello spogliatoio, potrebbe continuare un guardaline, ma al 99% la gara verrà sospesa e rinviata a data da destinarsi. Una partita, mister Crescenzo, che prometteva tanto, però il finale non è stato quello che tutti ci aspettavamo. Ci dispiace tanto, su queste cose purtroppo sono imprevisti che succedono, ci dispiace per il grande pubblico che era presente. Ho visto due squadre che volevano a tutti i costi ben figurare, ma sicuramente questo rinvio ci penalizzerà moltissimo a noi che lottiamo per la salvezza. Avremo sicuramente da recuperare il prossimo mercoledì, quindi in 7 giorni dobbiamo sopperire 3 partite dove noi non siamo, con tutto rispetto al Campofranco e San Giovanni, che abbiamo un grosso organico. Non capita tutti i giorni che l'arbitro si infortuni. Peccato perché noi stavamo iniziando a giocare abbastanza bene, poi ho visto che loro si erano un po' allungati e quindi riuscivamo ad andare con più facilità nella porta avversaria. Quindi adesso basta, aspetteremo indicazioni dalla FIGC e ci prepareremo per la partita di domenica contro il Buseto. Cambia qualcosa nel programma delle ultime gare? No, adesso no, perché noi dobbiamo archiviare per un momento questa partita qua e pensare, dico, al Buseto. Poi aspetteremo indicazioni per prepararci ancora meglio e per arrivare, chissà, magari qua a Favara con un'altra, non lo voglio dire, con un altro pensiero.